Voi prima avevate detto che siete un partito che non vuole farsi condizionare dalle lobby economiche, ma solo diciamo dalle lobby sociali, tendendo appunto le persone. Da questo punto di vista, come voi vedete il problema che attualmente c'è qui a Portogruaro delle centrali a biomasse? Ci sono delle lobby economiche che vorrebbero creare numerose centrali a biomasse nel territorio del Portogruarese. Allora, la verità è una sola. Come per numerose fonti di energia alternativa, la verità assoluta non ce l'ha nessuno. Le centrali a biomasse rappresentano una soluzione temporanea e la risposta alla sua domanda sta proprio nella sua domanda. Se sono forti le lobby che vogliono le centrali a biomasse, vuol dire che c'è un forte interesse. Ho risposto? Sì, ma per esempio qualche formazione politica dice che ci dovrebbe essere un referendum tra le popolazioni, in base all'esito di quel referendum si può avviare la costruzione di una centrale a biomasse. La centrale a biomasse a cui lei fa riferimento credo sia quella di Fossata di Portogruaro. Quella anche di Cinto Camaggiore di recente. Allora, le centrali a biomasse per definizione sono una forma di riciclaggio di materiale di scarto. Se dobbiamo fare delle centrali, e purtroppo, dico purtroppo, io personalmente allo stato attuale delle conoscenze non vedo alternative, come dice qualcuno, visto un aumento di richiesta di energia che ci sarà sempre più nel futuro, l'unica risposta possibile è quella delle centrali nucleari. Tutto il resto, ripeto, sono soluzioni temporanee, perché le centrali a biomasse non saranno la risposta assoluta al problema di richiesta di energia elettrica. Scusa, mi permetto di dire una cosa. Voglio essere chiaro, noi non siamo appartenenti a quella schiera politica che è del partito del no. Cioè non si può pensare che in Italia non si vada avanti con il no. Per venire al referendum, io non sono contrario a un referendum di per sé, di qualsiasi parlo in generale, nel senso che si intervista il popolo e si decide attraverso il popolo, però il popolo quando si va a toccare i propri interessi poi non pensa a quello che è l'interesse generale, pensa sempre agli interessi personali, cioè nessuno vuole qualcosa nel proprio giardino, però se nel giardino del vicino sta bene perché tanto non tocca i propri interessi personali. Questa è una mentalità tipicamente degli italiani, questo bisogna dirlo. Siccome questa mentalità va bypassata, è una responsabilità precisa della politica far sì che le cose vadano fatte, e in questo caso fare un referendum per me è perfettamente inutile. È giusto che chi ha il potere di decidere decida, perché è un mandato dei cittadini di rappresentarli, e quindi è già quello un referendum già stato fatto a monte, quindi non c'è bisogno di fare referendum su queste cose qua. È giusto che chi ha la responsabilità politica di decidere, decida. E si prenda la responsabilità. Aggiungo una cosa per completare la mia risposta, che poteva sembrare incompleta. Prendiamo ad esempio la scelta del nucleare in Italia. Lei ha idea di quali siano i tempi per la realizzazione del nucleare in Italia? Sono tempi molto lunghi. Esatto, ci vuole un minimo di 10 anni. E quindi in questi 10 anni cosa facciamo? Allora, ritorno alla risposta di prima, rappresentano una soluzione temporanea. Poi, che cosa ne facciamo di queste centrali a biomassa? Quindi, la soluzione è soprattutto valutare quello che può essere l'impatto e quale può essere poi il futuro di queste centrali a biomassa e se ci sono delle alternative alle centrali a biomassa. Sì, perché adesso attualmente non esiste un regolamento regionale che fissa un numero massimo di centrali a biomasse, quindi per dire un esempio a Sumaga ce n'è già una in fase di ultimazione, però se a quella ne aggiungiamo una in un comune limitrofo, Cinto, un'altra a Villanova, un'altra in un altro comune, se facciamo la sommatoria io avrei dei problemi a livello di inquinamento, cioè, come cittadino mi sono posto questo problema. Qui ci sono delle persone
Qui ci sono delle persone di una regione vicina, che è il Friuli. In Friuli hanno costruito delle centrali a biomasse, ma alcune sono già ferme. Ma ferme perché? Per motivi economici? Perché... Cioè... Anche per un problema di redditività, perché non hanno mantenuto, non sono riusciti a mantenere quelle che erano le promesse fatte, nel senso che non riescono a produrre quello che dovevano produrre. Il risultato. Il risultato. Sì, perché infatti mi pare che le centrali a biomasse ricevono anche degli aiuti da parte dell'Unione Europea, perché di per sé non sarebbe conveniente fare questo ciclo, diciamo... C'è anche un problema di conferimento.